Sta che io mi parla tu, se non da poco sei. Domanda già parla tu. E sto lavoro che stai facendo tu, quando lo facevano prima, Giovanni? L'abbiamo fatto fino all'anno 70. E però, Fino all'anno 90, però poi è venuto tu. e poi si è abbandonato questa Ho tradizionale. abbandonato tutto, già a banani mi mio padre che lì io dice che faceva si faccia la gente. Ah, allora perché lo togliere ainda? Ah, perciò non levo la vita, se no la deve togliere. Ma ti piace fare ancora questo lavoro o no? A me mi piace molto. Però purtroppo si stai perdendo questa Sono tradizionale. perduto perché nessuno vuole fare niente. Prima per esempio toglievano tutta l'ebbra in un grano, no? Tutto, munnavamo, sappugliavamo, parappolo munnavamo, poi facevamo uno a uno, mettiamo a iermte, come a questi qua come lo stiamo facendo ora qui. Si Esatto. lavorava molto bene, mangiavamo, bevevamo. Se- Stiamo con gli amici, stiamo sempre felici. Non poco né felici né contenti più. non c'è né felicità, né? Né contenti più. Non c'è sta niente più. Però io penso un'altra cosa. Penso che tornerà ancora questi giorni un'altra volta. Viene un'altra volta che vanno tutti al lavoro. Io non ci penso proprio. Ah, vabbè, noi siamo arrivati già a una certa età, o no? Io non ci penso neanche, perché nessuno vuole fare niente. Per esempio La prima... gente si è abituata a fare altre cose, poi non vai niente, un grano, poi vai poco a niente. Ma Torneranno un'altra volta al pane, se non che stanno a mangiare fiero fuoco. diciamo che sta pane veramente Pane, veramente. senza inquinazione, senza niente. Sta roba robusta, roba genuina. Questa Fatte fatica però ma nessuno vuole fare niente. allegria. Allegria, ne facciamo canto in dal grano, ho passato. Molto facile pure un poco la montagna che c'è sul cane. Tu continui a meta. Ma non ti preoccupare, io già fa il dovere mio, già va a dire che stavo facendo. Per mangiare, fino a che non mangiamo. A questa età andiamo a morire pure fame. No, ora fama penso proprio no. Ma... E beh, proprio la fame no, però manca una granchina. Che mi mangia schifezze. E va bene, che il commercio è fatto, che se ne fregano loro? Fatto per i ricchi, noi siamo poveri, non potremo fare niente. La gente diciamo pensa solo a bene, però la cosa buona nessuno lo sa. Ma chi vuole venire da fare dopo, se non che bene, lo cuore di te. E che dipendono dal commercio, che a loro interessa. Poi se tu stai buono o stai male, penso che nessuno se ne accorge. E chi vuoi che ti pensi? Non dipende da nessuno. Ma io credo che tu suoni pure qualche strumento, o no? Quando mi dici? Allora andiamo a fare pure una suonata, o come dici tu? Quando potremmo fare pure una suonata, che lasciamo la meta, suoniamo pure, che pare che no. A tu la creatura cominciava pure a suonare tutti questi strumenti, o no? Ho già sempre suonato, però io per me la cattare l'organetto mi viene sulla sangue. Io il primo organetto io pago 10.000 lire, e tu? Io lo pago 10.500 lire, ma l'organetto a due registri. Era l'organetto che lo tenete 50 anni e poi lo tenete passato a niente. Lo tenete per 100.000 lire. E facete una cosa malissima, non l'hai mai fatto. Che tu sta bene, o che cosa? No, non l'hai mai fatto, perché io non posso trovare più come qui. Allora, mo ne facevo una suonata, io pure mi arrangio lei un poco. Ma lo fatto che io tengo con mano fatta tutto, come lo fa? Piano piano, come si dice, pane, grano e musica, Facciamo farina, allegria. fatta una suonata che io
metina per forza. D'accordo, no, ma fa tutte e due una suonata. E dopo la facciamo. Ingatamente facciamo una bella suonata in del grano. Sto arrivando. Venite. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Vuoi cosa ne porta il grano? Si mangiamo o si beveva? Che porta l'amore sicuramente. Muro e armonia. Andiamo a mettere il grano, per raccogliere il grano per poter mangiare. Veramente come tu sai pure suonare, oh. Arrangiamo un po'. Tu sei veramente andiamo a fare nata, oh. Facciamo una nata, E ne facciamo una. facciamo un tarantellone. Va bene. Va bene, un tarantellone. Bravo! Ma io suonavo ancora. Meglio che mo che ci fermiamo. Se prego ma venuto. No, questa è molto buona. Troppo la guardare. Giovanni, fai una bella tarantella, va? Bravo, bravo. Non solo sai mettere, ma sai pure suonare.
Grazie.